Scuole chiuse e partite senza pubblico, cambiano le abitudini degli agrigentini, tavolo sui danni causati al turismo. La scogliera di Marrabianca resta sotto sequestro e il GIP conferma il provvedimento del procuratore patronaggio. Il comune di Agrigento tappa le buche della città, la provincia deve appaltare per la sistemazione di alcune arterie di sua competenza. Le telecamere hanno ripreso 2 persone che hanno sottratto uno striscione con scritto Acragas 2018, il presidente della squadra di calcio agrigentina sporge denuncia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Contromisure al coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia ed anche nella città dei Templi. Gli agrigentini dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni, niente strette di mano, niente abbracci, stop a meeting e congressi, alle manifestazioni anche quelle sportive. Ovviamente anche i tradizionali saluti con i baci sulla guancia sono da considerarsi pericolosi dal punto di vista della trasmissione potenziale del virus. Le partite di calcio potranno farsi solo a porte chiuse. Ci sono i nostri servizi. Anche ad Agrigento scuole chiuse oggi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme nazionali varate dal governo, emanate ieri. Fino al 15 marzo le attività didattiche sono tutte sospese. Per il capo del governo Conte il fermo è necessario per rallentare la diffusione del virus e per non mandare in tilt il servizio nazionale e ottemperare alle indicazioni che arrivano dall'Istituto Superiore della Sanità. Il ministro della Sanità, la siciliana Lucia Assolina, afferma che la decisione di chiudere le scuole è stata una scelta d'impatto, ma spero, afferma il ministro, che gli alunni tornino al più presto a scuola. La Assolina ha anche dichiarato che si farà il possibile per garantire servizi scolastici a distanza. Intanto le scuole stanno approntando quelle misure necessarie alla pulizia straordinaria dei plessi, effettuare lezioni anche attraverso internet, utilizzando le specifiche piattaforme messe a disposizione anche dal Ministero. Siamo con il dirigente scolastico dell'Anna Frank, il professore Russo. Ecco, oggi i suoi plessi, lei gestisce ben 11 plessi, sono praticamente vuoti. È arrivata la notizia dal Ministero per cui voi dovete adeguarvi. Ecco, come si vivono questi momenti, Presi? Ci siamo ovviamente adoperati per dare seguito alle disposizioni nazionali. Non è un problema che riguarda solo l'Anna Frank, è un problema che riguarda tutta l'Italia, come capite bene. E proprio stamattina già con alcuni docenti ci siamo incontrati per capire se riusciamo ad attivarci con forme di didattica a distanza per accompagnare questi nostri alunni anche durante questi giorni con delle attività che li impegnino e consentano di continuare e consolidare gli apprendimenti che sono stati promossi nelle varie classi. Per gli uffici ci stiamo attrezzando per dare seguito alle disposizioni sanitarie che sono pervenute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi stiamo cercando di vivere giorno dopo giorno questa emergenza nei termini che ci sono consentiti. Comunque stiamo anche predisponendo una disinfestazione e sanificazione dei locali approfittando della sospensione dell'attività didattica in maniera tale che i ragazzi al rientro possano trovare i locali ancora maggiormente garantiti dal punto di vista sanitario. Voi avete 11 plessi, avete già approntato un calendario sugli interventi da fare, no? Gli interventi da fare dal punto di vista, diciamo, sanitario stiamo coordinando con la ditta che stiamo incaricando per questo tipo di intervento e quindi probabilmente concentreremo nella prossima settimana la disinfestazione e la sanificazione dei locali. Per quanto riguarda la didattica a distanza stiamo cercando di organizzare con i docenti tra oggi e domani gli interventi possibili e daremo notizie anche tramite i social network agli studenti e alle famiglie sulle opportunità che saranno offerte per consentire di continuare l'esperienza di apprendimento. Quindi con i computer praticamente, fare lavoro a casa a distanza utilizzando, diciamo, i mezzi che, insomma, alternativi, quali il computer, queste cose. Ci sono diverse opportunità, noi abbiamo già il registro elettronico che consente l'accesso con le credenziali ai genitori per poter anche scaricare dei materiali che gli insegnanti possono
sistemare sul registro elettronico, lo possono caricare sul registro elettronico per farli poi visionare agli alunni. Ma ci sono anche le possibilità di inviare file audio o dei video o dei materiali ulteriori anche tramite forme di classe virtuale. Alcuni docenti nostri già utilizzano degli strumenti per le classi virtuali e quindi per questi docenti sarà, diciamo, una sorta di continuazione. Altri ne potranno approfittare dell'occasione per cimentarsi anche loro, per far sì che la didattica a distanza sia una realtà, insomma, più vicina a noi. Si va verso lo svolgimento delle gare e di tutte le manifestazioni sportive a porte chiuse. Lo stabilisce un nuovo decreto del Presidente del Consiglio emanato con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, le disposizioni del governo sono contenute nel punto C del decreto che recita: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito nei comuni diversi da quello dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni lo svolgimento dei predetti eventi e competizione, nonché delle 2 sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico. In tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio della diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motori in genere svolte all'aperto, ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile. La paura coronavirus mette in ginocchio il turismo. A Palazzo dei Giganti si è istituito un tavolo sui danni che il coronavirus sta causando all'economia del territorio agrigentino. L'intervista a Salvina Mangione del nostro direttore Arturo Cantella. Esprime solidarietà al sindaco di Agrigento l'associazione Tante Case Tante Idee che per mezzo del suo rappresentante Domenico Vecchio ha partecipato ieri alla riunione svoltasi al comune di Agrigento alla presenza dell'assessore comunale al bilancio, al vice sindaco, al direttore generale Mantione. Per Vecchio il sindaco di Agrigento è costretto a gestire un'emergenza che, va ricordato, non è solo siciliana ma nazionale. Le discussioni portate sul tavolo del municipio servono a poco se il governo nazionale non adotterà le misure fiscali e gli sgravi per le imprese turistiche. Se soffrono gli alberghi, soffre l'intero indotto. Senza turismo ad Agrigento non si può vivere. Alla riunione di ieri ha partecipato anche la segretaria provinciale della Filcam CGIL, Salvina Mangione, che ha sottolineato che alla crisi del settore c'è anche quella che vivono i lavoratori che stanno soffrendo il momento negativo nei vari comparti. Forse vi aspettavate di più, alla fine insomma però il tavolo di confronto è servito anche per cercare di confrontare le parti. Abbiamo oggi accolto l'invito delle organizzazioni di categoria delle aziende e siamo stati seduti al tavolo insieme all'amministrazione comunale proprio per giungere e trovare delle soluzioni comuni. Oggi quella che è una crisi di settore è anche una crisi dei lavoratori all'interno delle stesse strutture turistiche ma anche relativamente ai servizi. Abbiamo una stagione in crisi, purtroppo sarà una crisi molto lunga che vedrà in avanti, ma siamo propositivi, nel senso che insieme riusciamo ad uscire da questo stato di stallo. Abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di supportare quelle che sono le richieste regionali così come quelle che sono le richieste nazionali rispetto agli ammortizzatori sociali e rispetto a tutte quelle misure che però in loco possono essere prese non solo per le aziende ma anche per i lavoratori di queste aziende. Quindi la sospensione di quelle che sono le bollette, ove possibile, prossime al pagamento, di tutte quelle scadenze che riguardano l'amministrazione in sé e pertanto una buona mano d'aiuto a quei lavoratori
lavoratori che oggi si trovano in questo stato. Abbiamo anche la crisi dei lavoratori stagionali e pertanto non ci sarà nessun reddito per questi lavoratori, ci saranno delle difficoltà da affrontare subito già da domani. Le aziende apriranno dei tavoli purtroppo per noi di trattativa rispetto alle procedure di licenziamento. Questo ci preoccupa perché si solleva una vera e propria crisi sociale per tutta la cittadinanza agrigentina. Siamo vicini ai lavoratori così come alle aziende. Insieme dobbiamo avviare un processo che riesca a sollevare questo tavolo di crisi da qui sino all'organismo nazionale. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato il sequestro della Scala dei Turchi di Realmonte, tra i siti naturali più visitati dell'intera Sicilia. Il provvedimento di sequestro era stato emesso dal procuratore capo Luigi Patronaggio, che aveva iscritto nel registro degli indagati Ferdinando Sciabarrà per le ipotesi di occupazione di suolo pubblico, per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale. Subito dopo il sequestro, il procuratore Patronaggio aveva detto che la Scala dei Turchi è un bene pubblico e che c'erano delle verità nascoste. Sono stati sentiti i testi privati e pubblici, scoprendo che Sciabarrà non è il titolare del bene, in quanto la documentazione su cui si basava la pretesa del privato non era fondata. Sarà la Forestale a occuparsi della sorveglianza della Scala dei Turchi, così è stato deciso nei giorni scorsi dopo un vertice che si è tenuto alla presenza dell'assessore regionale territorio e ambiente Totò Cordaro. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Sequestrato un maxicentro di raccolta a Canicattì, i sigilli sono stati messi nell'ex area chiamata ex Foro Boario in contrada Bonavia. I dettagli nel servizio. La Procura della Repubblica di Agrigento ha convalidato il sequestro preventivo di un'ampia porzione del Foro Boario, centro adibito all'ammassamento dei rifiuti a Canicattì. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati dal dirigente il dottore Cesare Castelli, con la collaborazione della direzione generale dell'ARPA di Palermo e della sezione territoriale di Agrigento, hanno sottoposto infatti a sequestro preventivo una porzione di circa 600 metri quadrati del deposito di rifiuti ex Foro Boario in contrada Bonavia. L'area è utilizzata dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani come deposito temporaneo della frazione del Secco. Attente ed accurate indagini però hanno portato al rinvenimento di cumuli di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, tra cui materiali inerti di costruzione contenente amianto. Pertanto, in via d'urgenza, al termine delle operazioni, una vasta porzione di circa 600 metri quadrati è stata transennata e sottoposta a sequestro preventivo. Una dettagliata informativa inerente al reato di attività di gestione non autorizzata e getto pericoloso di oggetti è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha convalidato il sequestro dell'area poiché oggetto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti. Al momento l'indagine è contro ignoti, ma siamo solo nella fase iniziale. Tra l'altro si tratta del secondo sequestro di un centro di raccolta dei rifiuti a Canicattì, dopo quello operato sempre dalla polizia in contrada Calandra Giuliana. Sud e fisco, lo statuto siciliano sistematicamente violato dallo Stato, che sottrae alla Sicilia 7 milioni l'anno. IVA e IRPEF pagati dai siciliani vengono trattenuti dallo Stato. I dettagli nel servizio. La Sicilia è dissipatrice? Secondo uno studio no, anzi emerge che è lo Stato a sottrarre risorse all'isola. Secondo la ricerca, lo Stato sottrae alla Sicilia circa 7 miliardi l'anno in IVA e IRPEF, pagate dai siciliani, che invece dovrebbero rimanere per statuto nell'isola. A dirlo è l'osservatorio sul Mezzogiorno dell'Eurispes. Secondo il presidente dell'osservatorio sul Mezzogiorno dell'Eurispes, Saverio Romano, sulla distribuzione delle risorse in Sicilia e nel Sud, sulle politiche fiscali adottate negli ultimi decenni, sugli investimenti che non sono stati mai fatti in infrastrutture materiali e immateriali, sulle disparità perpetrate ai danni dei cittadini del Meridione, su uno Stato che nei confronti della Sicilia ha sempre avuto un braccio lungo nel prendere e un corto per dare. Va fatta una definitiva operazione verità, presupposto essenziale per invertire la rotta e per togliere argomenti falsi e detrattori del Mezzogiorno. Occorre reintrodurre per legge il principio secondo il quale chi produce in Sicilia, anche se ha sede legale fuori da essa, pro quota di produzione deve pagare le tasse in Sicilia.
lo Stato centrale, al di là dei governi e del loro colore, dimostri coi fatti che non ci sono cittadini di serie A, quelli del centro-nord, e cittadini di serie B, quelli da Roma in giù, isole comprese. La stessa Corte dei Conti ha segnalato come gli andamenti delle giacenze di cassa rendono problematica la situazione di liquidità della regione, indicandone la causa, oltre che nella recessione, nel contributo dovuto allo Stato della regione per partecipare al risanamento dei conti pubblici nazionali, un contributo pro capite nel 2015 pressoché quadruplo rispetto a quello di Emilia-Romagna, Toscana o Veneto, e secondo solo alla Lombardia, dal PIL però enormemente più grande di quello della Sicilia. Così, con una mano lo Stato concorre alla spesa sanitaria dei siciliani, trasferendo alla regione 2,4 miliardi l'anno, e con l'altra se ne riprende il triplo, trattenendo per sé imposte che spetterebbero alla Sicilia. A determinare i conti in rosso della Sicilia ha poi concorso l'averle imposto per 2 volte in soli 5 anni la rinuncia dell'intero ricavato proveniente dalle cause vinte contro lo Stato presso la Corte Costituzionale e di obbligarla addirittura ad azzerare tutti i residui attivi che lo Stato le doveva. Tali pagamenti, che per paradosso era lo Stato a dover erogare, sono stati ritenuti dello Stato stesso inesigibili. Come emerge poi dai dati sui conti pubblici territoriali, il settore pubblico spende in Sicilia una quota complessiva pro capite bassissima. Il suo valore medio, per gli anni che vanno dal 2000 al 2017, fa della Sicilia la terzultima regione d'Italia, seguita solo da Puglia e Calabria per denaro pubblico ricevuto. Il personale del Comune di Agrigento, su disposizione del capo dell'ufficio tecnico Franco Vitellaro, tappa le buche della città. Obiettivo primario la sicurezza e il rifacimento del manto stradale nelle vie più critiche è già iniziato ed anche la provincia intende appaltare i lavori per la sistemazione di alcune strade di sua competenza. Vediamo. Qualcosa si muove sul fronte della viabilità provinciale. Nuovi interventi sono stati programmati sull'asse stradale di competenza dell'ex provincia. Le strade si rifanno il look. Dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 27 marzo le offerte relative al nuovo appalto per la manutenzione di alcune strade interne del territorio provinciale. Si tratta in particolare delle strade provinciali 15A, Bivio Caldare Grotte, strada provinciale 15B, stazione Grotte Racalmuto, strada provinciale 60, accesso a Comitini ex strada statale e provinciale 38 Licata Contrada Cascino, sulle quali sono previsti diversi interventi progettati dai tecnici del settore infrastrutture stradali. Progetti finanziati a programma di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. L'importo complessivo dell'appalto è di 1.360.000 euro, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto, l'esatta denominazione è questa, accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali, sarà gestito integralmente in modalità telematica e pertanto saranno accettate solo le offerte pervenute attraverso il portale appalti del sito istituzionale dell'ex provincia, sul quale è pubblicato il relativo bando di gara con gli allegati tecnici. La durata prevista dal contratto d'appalto sarà di 365 giorni continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Questi prevedono tra gli altri la pulitura di banchine e cunette, rimozione di detriti e fango dalla sede stradale in seguito ad intensi eventi atmosferici, realizzazione di gabbionate e opere in muratura per l'eliminazione di alcune frane, ripristino del piano viabile con l'eliminazione di buche e avvallamenti, risagomatura e bitumatura dei tratti danneggiati e ripristino della segnaletica verticale. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. In occasione della gara interna contro il Palermo, alcuni tifosi del Licata hanno esposto uno striscione con scritto Acragas 2018, striscione che la società di Agrigento aveva omaggiato ai propri tifosi. Lo stesso presidente della società agrigentina Giovanni Castronova in sala stampa ha parlato dell'accaduto. Sentiamolo. Nel corso della conferenza stampa di ieri presso l'Esseneto, che ha visto la presentazione del nuovo allenatore della squadra, Gaetano Longo, che ha preso il posto di Toto Vullo dopo la sconfitta subita domenica a Favara per 1-0, il presidente, avvocato Castronova, ha dichiarato alla stampa anche la denuncia fatta da parte della società per furto di uno striscione fatto fare dalla stessa Acragas, omaggiato ai tifosi della curva con la scritta Acragas 2018,
Tale striscione è poi misteriosamente scomparso dall'Esseneto ed è poi ricomparso in occasione della recente partita svoltasi al Dino Liotta di Licata contro il Palermo. La società, grazie all'ausilio delle telecamere, ha scoperto chi è stato e ha esposto regolare denuncia alla Digos per gli accertamenti di rito. La società stamattina, dopo aver fatto tutto quello che c'era da fare a livello di documentazione e quant'altro, ha sporto denuncia presso la questura di Agrigento per il furto dello striscione che è avvenuto allo stadio Esseneto e che è stato esposto in occasione della partita Licata-Palermo. Abbiamo fatto questo perché ci siamo sentiti defraudati a casa nostra. Lo striscione l'avevamo comprato noi per regalarlo ai tifosi organizzati alla città, infatti non c'è l'indicazione di nessun gruppo organizzato, ma semplicemente Agragas 2018. Averlo visto esposto a Licata è stato, come dire, una coltellata al cuore, quindi non potevamo rimanere inermi a vedere che qualcuno si è divertito a rubare lo striscione in casa nostra, che noi peraltro neppure immaginavamo che era stato rubato, pensavamo che era diciamo, presso il magazzino, l'abitazione di qualcuno che l'avevamo portato in qualche trasferta, non pensavamo neppure di essere stati oggetto di furto, però rivedendo le immagini a circuito chiuso abbiamo individuato le persone che sono entrate, che sono facilmente individuabili, abbiamo individuato il giorno, abbiamo relazionato e mandato tutto alla Digos perché comunque qualcuno a Licata si è vantato di questo gesto, secondo me ignobile, che mortifica la società dell'Agragas, i tifosi dell'Agragas e la città. Siccome rappresento tutte queste persone, non so se degnamente, ma cerco di farlo al massimo, mi è sembrato doveroso sporgere denuncia affinché queste persone che non hanno sottratto, come si suol fare nell'ambiente oltre allo striscione tifosi dell'Agragas, l'hanno rubato, che è una cosa diversa, possa essere recuperato perché è facilmente desumibile dalle immagini chi lo teneva, dove si trovava lo striscione e riappropriarci di quello che è nostro. Quindi penso che questo faccia piacere ai tifosi, perché non dimentichiamo niente, magari i tempi non sono stati celeri rispetto all'aver visto lo striscione esposto, ma le cose si fanno per bene, soprattutto quando si adisce all'autorità giudiziaria, non si possono fare le cose in maniera frettolosa. E stamattina abbiamo appunto depositato la denuncia, già la Digos è al corrente perché già Maurizio Capraro ha chiamato i funzionari della Digos quando abbiamo visto la stessa domenica, mentre noi stavamo giocando con l'Alcamo, l'esposizione dello striscione, quindi sapevano di cosa si trattava. Ora con la denuncia è tutto formalizzato e quindi potranno procedere a diciamo, farci recuperare quello che è nostro. Ed in chiusura oggi vi vogliamo regalare un sorriso. Coronavirus per l'Italia e la Sicilia non è solo sinonimo di paura. In tempi di misure estreme c'è chi sceglie di sdrammatizzare con la satira e noi vi vogliamo lasciare così. Prudenza non deve significare paura, continuiamo a vivere e ridere. Grazie per essere stati con noi e a presto. Dongi, ma non ti scanni? Di che mi scandare? Do virus. Ma da quale virus? Che su coronavirus dopo? Non mi scando io di questo virus. Io mi scando di un virus, mi scando. L'ignoranza umana virale aggravata. Un vero virus che mi scacchisso è. A pensare che a me mi consumai i pecore. I pecore prima ognuno per fatti suoi era. Da quando la pecora ha conosciuto l'uomo, un ne va uno vanno tutti. Chi sia il virus? L'ignoranza umana. Perché è casa in bosco? Perché? Minchia, ma se si allontanano quando mi vedono. E perché si allontanano? Con l'occhio a mennola? E io come l'hanno l'occhio? A Cirasa i cristiani sono ignoranti, capisci? È un virus. E poi si mettono i mascherini. Si mettono le mascherine perché è carnevale? Perché si mettono le mascherine? Ti pare che perché se le mettono? Che? A Rembus così? Allora scecca vero sì! Allora quando tu dici lo scecca non danno chiaro allora! Guardate sta cosa! Siete tutti scecchi! Asina!
guardate sta cosa. Una mucchina mi son comprato, oh virus ciao, virus ciao, virus ciao, 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 con la mucchina sono indebitato, costa quanto un iPhone. Importante è lavarsi bene le mani con la mucchina, ricordatevelo. Hachi, hachi, achoo, 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 hachi. Mario, vieni a salutare lo zio Giovanni, che è appena tornato dalla Cina. Aspetti, che cosa stiamo parlando? Noi a Palermo abbiamo paura del contagio del coronavirus, noate, a Palermo. Che ne mangiamo il signolo a mezz'asciata chi i provolazzo. E con lo smog delle auto, noate, abbiamo paura del contagio, ho capito. Noate, che ne mangiamo panino camelsa. Ne mangiamo panino chi panelle e crocchè. Un nechito che pibiri se lo che cavolo ci sputa. Noate, abbiamo paura del contagio. Noate. Abbiamo paura del contagio noi che mangiamo lo sfincione in mezza asciata, che non riesce spaitte, scasso ruoghi e chi ne provolazzo. E noi avevamo paura del contagio, noi che ne mangiamo a fittola a Palermo. E chi dopo da mano bella anna fa bere pulita, la immergono a dovacile e a remine. Sai surure e che a durazzo, che sai sapore da frittola, che sai surure, che sai sapore. E noi avevamo paura del contagio, noi. Mi sa che è il coronavirus che aveva paura di Palermo. Tanto è vero che incucciò una ribegga. Hashtag Palermo per tutta la vita. Se faccio la tosse in pubblico mi sento un criminale per sto virus corona. Ma una shot da Amazon e Dio se ne fa la macchina per sto virus corona. Metto al TG1, TG2, Mediaset pure Sky e Facebook, tutti a dir che ti devi lavare le mani. Non serve il virus corona, serve l'educazione. Sono in quarantena e mo per tutto il giorno resto con mia moglie, ma che due marrona. Il supermercato mo è tutto mo, stava solo una bottiglia di birra corona. Questa situazione non funziona, basta fare un pochino d'attenzione, niente panico